Grazie della linea è stata presentata l'edizione 2022 del Festival di Maiano. Presidente Stefanutti, anche quest'anno non scherzate. Sì, anche quest'anno diciamo, il festival è degno del suo nome, alla 62esima edizione abbiamo un programma molto ricco a livello musicale, sicuramente un programma che speriamo che accolga il favore del nostro pubblico. Partiremo subito alla grande con Marrakesh per poi passare ai Litfiba, Arcomi, a Caparezza per poi chiudere con i Pink Sonic, che è un tributo ai Pink Floyd. Il 2 giugno sicuramente sarà una serata che è una premessa, un preambolo del festival, l'abbiamo chiamato Sunset in the Castle, degustando il Friuli Venezia Giulia. Ci sarà proprio una degustazione dei nostri prodotti tipici locali accompagnati dalla splendida musica di Bob Sinclair, quindi Bob Sinclair suonerà al tramonto nella splendida cornice del Castello di Suzannes. Sindaco, avete, rispettando le regole, dimostrato che state al fianco della Pro Maiano che in piena pandemia, rispettando le regole, ha organizzato lo stesso l'evento. Maiano diventa capitale internazionale della musica. Indubbiamente è una cosa che a volte forse viene considerata meno dagli stessi abitanti maianesi, perché il festival purtroppo a volte viene visto solo come la sagra di paese, mentre invece in questi ultimi, potrei dire quasi 10 anni, ha fatto dei passi da gigante, facendo diventare Maiano per un'estate il fulcro del Friuli Venezia Giulia e non solo, e questo insomma va considerato e di questo gli va dato atto al Presidente e all'associazione. Senta, i segnali di ripartenza, molte sagre, feste, comitati ripartono in questo anno. A Maiano avete avuto più coraggio? Diciamo che abbiamo avuto più coraggio, ma l'ha avuto insomma l'associazione, perché il comune in tutto questo è un supporto che ci deve essere, però è stato Daniele che aveva chiamato ancora il sindaco precedente dicendo quest'anno ci proviamo. I fatti gli hanno dato merito, gli hanno testimoniato che rispettando le regole si può fare, e quindi insomma di questo noi siamo stati solo che felici. Bene, ringrazio Daniele Stefanutti, il sindaco di Maiano, per la cortesia, e quindi a voi la linea.